Padre Lorenzo Zanfabero, guardiano del convento dei Frati Minori di Cittadella, quest'anno 790 anni dalla morte di Sant'Antonio e 800 anni dall'incontro avvenuto con San Francesco. Partiamo parlando un po' di questo. Innanzitutto è interessante notare come la figura di Sant'Antonio abbia attirato sempre il fascino da parte della gente che ha visto in questo santo, che possiamo ben identificare senza un nome, perché è il santo conosciuto dalla gente, amato dalla gente, ricercato dalla gente e soprattutto con il grande desiderio di poterlo imitare per la sua semplicità, ma anche per la sua grande sapienza evangelica. A tal punto proprio che, ricordando questi 800 anni dell'incontro, nel capitolo delle stuoie tra Francesco e Antonio, Francesco, che amava la semplicità, l'umiltà e la povertà, riconosce nella sapienza di quest'uomo si radica l'umiltà e la povertà di Gesù Cristo, e quindi lo riconosce e lo stima come grande fratello, perché nella sua parola manifesta quei sentimenti di chi si riconosce di essere strumento nelle mani del Signore per portare il suo Vangelo. Anno 2021, il significato di questa ricorrenza importante. Sono 790 anni dalla morte di Antonio, e quindi anche in questo luogo nel quale noi ci troviamo la gente ama, la gente ricorda, e i frati si fanno anche interpreti di questo grande amore, di questo grande affetto. Ecco, siamo stati privati lo scorso anno di una celebrazione che si perpetuava da diverso tempo, quella della celebrazione nella ricorrenza del 13 giugno, proprio della festa del Santo, dove una grande celebrazione eucaristica veniva compiuta nel Duomo qui di Cittadella, e poi processionalmente, passando per il centro di Cittadella, attraverso le mura, si procedeva verso l'ospedale, dove ci si fermava per dare la benedizione agli ammalati con le reliquie del santo, per poi proseguire il cammino verso questa nostra chiesa francescana, dove viene ricordato Antonio insieme a Francesco. Ho invitato il vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarolo, ecco, che poi è nativo da Tezze sul Brenta, e quindi sarà presente anche Monsignor Luca, il parroco del Duomo di Cittadella, sarà presente anche il vicario generale della diocesi di Chioggia e i frati, che cercheremo di allietare questo momento, questa festa, anche con la presenza di una corale di giovani ma molto bravi, la corale di Mazzorno Destro nella provincia di Rovigo.